signore, si sente bene? Signore? Signore? Aiutami a allontanare. Signore? Ragazzi, Allontaniamoci per favore. Abbiamo l'aspettativa di riuscire a dare degli strumenti a questi ragazzi che possano tornare utili sia in questo percorso scolastico che in quello extrascolastico. Oltre 80 studenti del quarto anno di 15 istituti superiori della Marca impegnati nel progetto Sicuri Insieme, la sicurezza è tra le nostre mani, iniziativa organizzata dalla Rete Sicurezza Scuole e risultato di un accordo siglato tra Provincia di Treviso, Ufficio Scolastico, Sirves, Confindustria Veneto Est, ULS 2, Spisal e INEL. Obiettivo: saper gestire le emergenze nella prevenzione antincendio, del primo soccorso e nella comunicazione efficace. Si abbattono i numeri negli infortuni sul lavoro o le malattie professionali se si crea una classe nuova di lavoratori che abbia a cuore e abbia piena consapevolezza di quelli che sono i principi della sicurezza sul lavoro. Si tratta di un progetto pilota, primo in Italia di questo tipo. È chiaro che la formazione e la prevenzione sia uno degli elementi fondamentali proprio per evitare quello che sentiamo purtroppo ogni giorno, quei numeri inclementi di incidenti sul lavoro. Al termine del percorso tutti gli studenti hanno ricevuto un attestato di partecipazione, mentre per alcuni c'è stato un ulteriore riconoscimento. C'è anche un'idoneità che gli permetterà di entrare a pieno titolo nelle squadre di emergenza della scuola o delle aziende dove in futuro andranno a lavorare. La lezione che mi è piaciuta di più è stata quella sulla comunicazione efficace, che è applicabile non solo in contesto lavorativo ma anche nella vita quotidiana di tutti i giorni. Se l'anno prossimo la rifanno magari cercherei di fare il primo soccorso, dato che quest'anno ho fatto il corso antincendio, e magari riuscire anche ad avere l'attestato primo soccorso mi darebbe uno slancio maggiore nel lavoro.